Nonostante il Veneto sia passato in zona bianca, saranno davvero poche le sagre previste per l'estate nella Marca. Le prime comunque ridotte agli inizi di agosto, raffica di cancellazioni. La violenza di via Orioli a Treviso arriva l'attesa ordinanza del comune molto restrittiva che riguarderà bar e negozi che insistono sulla zona. Il Veneto sfonda il muro delle 3 milioni di dosi somministrate, nuova spinta nella campagna vaccinale, l'annuncio di Zaia, corsia preferenziale per chi deve partecipare a un matrimonio e per gli over 60 che si immunizzano con Johnson & Johnson. In zona bianca la riapertura delle piscine anche al chiuso, la soddisfazione degli operatori e degli sportivi dopo mesi di chiusure. Vigili del fuoco in sopralluogo stamattina a Villorba, nell'azienda danneggiata dall'incendio di ieri mattina. ARPAV ha diffuso l'esito dei campionamenti dell'aria. Il giorno dopo il forte temporale che ha mandato sott'acqua mezzo paese a Quinto di Treviso, c'è la conta dei danni, molti puntano il dito contro la mancata pulizia delle caditoie, ma la sindaca risponde: evento eccezionale, i lavori sempre stati fatti. Il teatro Mario del Monaco apre le porte ai 107 cantanti lirici ammessi alle audizioni della 49esima edizione del concorso internazionale Toti del Monte, la finale sabato. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque il telegiornale di Treviso, questi titoli, ma subito vi facciamo vedere il sondaggio che abbiamo lanciato nel nostro telegiornale del Veneto e che riguarda la vicenda del medico di origini camerunensi che è stato aggredito a Chioggia, una vicenda appunto di cui si parla ormai da giorni anche a livello nazionale. Oggi, come sapete, avete visto nel telegiornale del Veneto l'incontro alla sede INPS di Padova con il presidente nazionale Tridico e quello regionale Pone, e le parole stesse del medico che ha detto: ho ancora paura ma non mollo, anche non voglio mollare il mio lavoro anche per le tante persone che ho incontrato, le buone persone che ho incontrato in Veneto e a Chioggia. Allora è un tema di dibattito che si svilupperà poi questa sera anche a Ring. Vi stiamo chiedendo: medico aggredito, siamo razzisti? Se per voi è sì, la risposta 0422 162 6691, se per voi invece la risposta è no, 0422 162 6690, la chiamata come sempre gratuita, e se sentite il numero occupato non preoccupatevi, la vostra decisione, la vostra scelta viene comunque registrata dal computer centrale. Come detto, l'esito a Ring, dunque un tema di dibattito importante che è tornato appunto in primo piano dopo anche questo caso e l'eco che ha avuto questo caso. Adesso invece torniamo a parlare del Veneto, anche della Marca in zona bianca. Dunque tanti sorrisi, parleremo fra poco anche del coprifuoco, ma nonostante il Veneto sia passato in zona bianca, sono davvero poche le sagre previste per questa estate nella Marca. Tra le riaperture della zona bianca c'è appunto anche la possibilità del ritorno delle sagre, ma non saranno molte. Le prime comunque ridotte agli inizi di agosto, una raffica di cancellazioni anche nei mesi successivi. Questa struttura è tra le poche che funzionerà quest'anno per la Sagra del Paese. Siamo a Pero di Breda di Piave e la Proloco ha deciso di gettare il cuore oltre l'ostacolo, tornando ad organizzare l'appuntamento con il patrono per la prima settimana di agosto. Ma Pero è di fatto una mosca bianca nel panorama delle sagre di quest'anno. Come la vicina Roverè, che festeggerà in tono minore San Lorenzo, chi sta organizzando dopo il passaggio del Veneto in fascia bianca è quasi esclusivamente chi ha struttura propria e di fatto già montata. Va sottolineato che sono poche le decisioni in questo momento irremovibili e tutte per eventi che dovevano tenersi tra giugno e luglio. Così lungo il Sile niente sagra a Quinto, niente sagra della Rosa a Cendon, così come la festa della Sardea e relativa discesa delle vasche da bagno. Per Silea tutto slitta a settembre, con le 3 parrocchie unite sostanzialmente ad organizzare dei pranzi sociali su prenotazione. E non va meglio in Pedemontana. Ad oggi nessuno degli organizzatori delle sagre paesane del comune di Asolo ha comunicato l'intenzione di organizzare un qualche evento, anche perché le prescrizioni sono molto forti, le responsabilità anche di carattere sanitario sono veramente molto stringenti. Troppe prescrizioni e troppe variabili per organizzare eventi che di sicuro hanno solo i costi, così anche eventi storici, pur con tempi non certo stretti, hanno deciso comunque che quest'anno se si fa in versione ridotta, come la Sagra dei Marroni di Pederoba. Non ci saranno balli, non ci saranno musiche, non ci saranno Luna Park, però sarà una festa che parte dalle proprie origini, che parte dagli inizi.
Quindi venite ad ottobre a visitarci, ci saranno le caldaroste e tante altre piccole novità. Chi invece conferma sono le Pro Loco del Prosecco, con in testa Col San Martino, già al lavoro per aprire in luglio. Infine Montebelluna con il Palio. Il 4 e il 5 settembre a Montebelluna torna il Palio del Vecchio Mercato. Per ora sono confermate le 4 aree rievocative, la competizione è confermata e questo è un passo importantissimo per tenere viva quella passione che da tanti anni rende questa festa indimenticabile e importantissima per la nostra città. Questa sera anche la fine del coprifuoco, poi sentiremo anche le voci dei trevigiani. Intanto però c'è a Treviso, e quindi torniamo nel capoluogo, la tensione di via Orioli. Allora gli ultimi casi hanno spinto il Comune a portare avanti l'attesa ordinanza restrittiva che riguarda la vendita e il consumo di alcolici. Una ordinanza, lo dicevamo, molto restrittiva in quell'area. Arriverà anche un'ordinanza nei confronti di quegli ambienti che si sono macchiati di comportamenti non idonei a quelle che sono soprattutto le normative anti-Covid e faremo in via Orioli tutto quello che sarà necessario per azzerare il problema. Lo facciamo in via Orioli, così come siamo intervenuti nel quartiere San Liberale piuttosto che nella zona stadio, quindi non c'è un caso via Orioli. L'ordinanza c'è, sarà firmata tra stasera e domani mattina. Dopo gli ultimi episodi di violenza verificatisi nella zona di Vicolo Orioli, l'ultimo giovedì notte, l'amministrazione comunale ha deciso di emanare un provvedimento che vieta la vendita e la somministrazione di alcol dalle 14 alle 3 di notte. Un'ordinanza evidentemente molto restrittiva, pari solo a quella firmata dalla giunta Manildo nell'estate 2017 e contestata dalla Lega, allora all'opposizione. Prevedeva il divieto di vendita di alcol a partire dalle 14:30. In quell'occasione il divieto riguardò anche il PAM di via Fiumicelli. Ribadisco che Vicolo Orioli è una via assolutamente monitorata dalle forze di polizia e dalla polizia locale. Ridurre a zero anche gli unici, pochissimi, occasionali episodi di violenza che si sono verificati. L'ordinanza va ad aggiungersi ad altri interventi sullo stesso quadrante, dalla ZTL alla telecamera fissa, con l'insistenza di una pattuglia dei vigili. Il divieto riguarda le attività situate nell'area di via Orioli che si affacciano in piazza Giustiniani. Nella stessa area i negozi dovranno anticipare la chiusura alle 19. L'ordinanza varrà per un mese con la possibilità di essere prorogata. Intanto sono già stati calendarizzati i servizi di controllo del territorio a partire da oggi con l'abolizione del coprifuoco. Organizzeremo soprattutto nei fine settimana dei servizi appositi, soprattutto per controllare chi sta andando o provenendo dalle località di mare, soprattutto per l'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti. Abbiamo organizzato dei servizi che inizieremo già nei prossimi giorni. Restiamo a Treviso, ma non per parlare di Covid, per farvi vedere questo post dello stesso sindaco Mario Conte che riguarda invece le tensioni ancora con le associazioni contro, diciamo, i voli dell'aeroporto di Treviso. La settimana scorsa abbiamo raccontato della ripartenza del Canova di Treviso. Ebbene, scrive Mario Conte, il Comitato No Aeroporto ha presentato oggi un esposto nei miei confronti alla Procura della Repubblica denunciando l'impatto del traffico aereo nei confronti di volatili, pesci e altra fauna selvatica. SIC, scrive il sindaco Conte. C'è chi pensa allo sviluppo sostenibile del territorio, al progresso e al rilancio, e chi in cerca di argomenti da strumentalizzare politicamente raschia il fondo del barile. Fino a quando, continua e conclude Conte, i vertici di questi comitati non toglieranno la casacca politica, il confronto sarà impossibile. Dico la verità, non nascondo un certo imbarazzo. Quindi ritorna la tensione anche sul fronte dell'aeroporto con questo esposto presentato contro il sindaco di Treviso alla Procura della Repubblica di Treviso. Adesso torniamo allora alla Covid, torniamo alla zona bianca che raccontavamo prima. Oggi il governatore Zaia, parlando anche della zona bianca, è tornato a parlare della campagna vaccinale con due importanti novità. Siccome qualcuno vorrà anche sposarsi, avrà delle celebrazioni, ci sarà una cresima, un battesimo, allora io dico questo: chi ha le partecipazioni avrà un canale preferenziale per vaccinarsi subito. Nel primo giorno di zona bianca la Regione dà un'ulteriore accelerata alla campagna vaccinale, creando una corsia preferenziale per chi deve partecipare ad un matrimonio oppure ad un evento, sempre utilizzando il sistema della forzatura sul sito delle prenotazioni. Però dovete andarmi con le partecipazioni al centro vaccinale, che sono state fuori che tutti vanno al matrimonio. Seconda notizia riguarda gli over 60 che non sono ancora vaccinati. Tutti quelli che hanno più di 60 anni
possono andare senza appuntamento, con accesso diretto in qualsiasi centro vaccinale, e hanno diritto ad avere la vaccinazione con Johnson & Johnson, una dose sola. Ultima chiamata per una categoria ancora molto a rischio. Per i non vaccinati la Regione mette a disposizione le 70.000 dosi Johnson & Johnson arrivate, una dose, nessuna prenotazione. È straordinario perché abbiamo passato i 3 milioni di inoculazioni, quindi grazie a tutte le donne e uomini della sanità, volontari, tutti quelli che lavorano nei famosi 60 centri vaccinali. Di questi 1 milione ha già completato il ciclo vaccinale e dopo Pfizer, è notizia di oggi, anche Moderna ha chiesto all'Agenzia Europea per i Medicinali EMA l'autorizzazione all'uso per gli adolescenti per il suo vaccino anti-Covid. Nel giorno in cui in Veneto si conta un unico decesso, il presidente Zaia continua a chiedere il rispetto delle poche semplici regole rimaste. Non è la festa della liberazione. Ci vuole prudenza. Distanziamento, mascherina, attenzione agli assembramenti. Adesso c'è sto tormentone nazionale. Quanto porteremo a mascherina? Io non dico più quanto. Quando servirà? A breve la Regione presenterà il nuovo piano di sanità pubblica. Non ci sarà un abbassamento della guardia con il contact tracing, promette Zaia. Anzi, oltre al personale sanitario e delle case di riposo, è allo studio un piano di tamponi a campione sulla popolazione. Non caliamo la guardia con il contact tracing e con i tamponi. Se vi aspettate che la Regione metta via la macchina dei tamponi, vi sbagliate. Allora sentiamo come i trevigiani stanno attendendo la fine del coprifuoco da oggi. Non tutti approfitteranno di questa fine del coprifuoco. Sentiamoli. Andremo fuori a cena sicuramente con più calma e tranquillità, finalmente. No, starò a casa, tornerò più o meno verso il pomeriggio presto a casa. Magari nei fine settimana c'è più libertà di uscire, però non troppo tardi, sicuramente dopo le 11, magari dopo il fine settimana. Stare in giro in sicurezza, non vado, con gli amici così, no, fino a sera tardi, no. Spero di sì, se possibile. In realtà ho ancora una conferenza online stasera, quindi mi sa che forse dopo vado in giro assolutamente. Visti gli ultimi bollettini e come sta andando anche la situazione con l'andamento dei vaccini in Veneto, sono ottimista. Fuori con gli amici sempre in sicurezza, però ovviamente stando più rilassati e tranquilli, e anche al bar senza avere la pressa di tornare a casa. Però sempre mascherine, sicurezza, distanziamento, tutto a posto finché non ci vacciniamo. In realtà a me i giovani non hanno mai preoccupato, perché vedo da loro più attenzione rispetto a tante persone più adulte, perché una cosa è gestire i giovani che capiscono e quindi diciamo che sono abbastanza giovani da poter capire. Invece gli anziani che hanno le loro abitudini è più difficile riuscire a estirpare le loro abitudini di incontrarsi, e quindi secondo me i giovani sono al momento il problema minore. Si è vista anche la campagna vaccinale che per i giovani sta andando benissimo. Non vedevo l'ora che arrivasse la zona bianca, che ci si possa muovere, che non esagerare, sempre con la mascherina, magari anche per strada, non so, però senza esagerare, ma finalmente si vive più tranquilli, anche perché essendoci molta gente che è comunque già vaccinata, io mi sento più tranquilla. Poi c'è il fronte anche a livello sanitario di coloro che affermano il Covid si poteva e si può curare anche a domicilio. In migliaia in Piazza Duomo a Milano per affermare questo principio. Sul palco anche il sindaco di Santa Lucia di Piave, medico di base Riccardo Szumski, che nei post dell'evento pubblicati sui social parla di 10.000 persone, tra cui medici, specialisti, personale sanitario, pazienti guariti dal Covid con le terapie alternative alla tachipirina e vigile attesa. Presenta addirittura un comitato Szumski. A fine giornata proprio il sindaco e medico ha ringraziato tutti i partecipanti e chiunque abbia aggiunto un quid in più per aiutare i malati nelle varie sfaccettature della malattia. Quello è il colpo d'occhio abbastanza impressionante di Milano. Zona bianca, l'abbiamo detto, le sagre nicchiano purtroppo, tanti problemi e incertezze. Chi invece è tornato a sorridere sono gli operatori e gli sportivi che sono tornati nelle piscine anche all'interno.
Oggi è una data storica con la zona bianca, riaprono le piscine al chiuso, come in questo centro natatorio dove ci troviamo a Preganzioli. Finalmente si riparte, abbiamo atteso il via libera dalla Regione per la zona bianca e quindi di conseguenza l'apertura delle piscine al coperto. Con le piscine aperte al pubblico arrivano le prime iscrizioni per le lezioni in corsia. Ci sono tante persone che stanno chiedendo informazioni per tutte le attività. Stiamo ripartendo gradualmente con le iscrizioni, ci sono dei momenti in segreteria dove siamo abbastanza oberrati dalle richieste e gradualmente stiamo ripartendo con tutte le attività e tutti i nostri corsi. A gioire di questa apertura sono anche i centri benessere e termali. Nelle piscine chiuse, agonisti e amatori sono soddisfatti. Lei ricomincia da oggi, dopo 8 mesi. Bene, sono contento perché riprendo la mia attività motoria e sono felice di ritornare in piscina, insomma. Una cosa che ci voleva un po' prima, proprio per un discorso fisico nostro. Felice perché faccio qualcosa che non facevo prima. Sono il più anziano della struttura come frequenza e 7 mesi mi sta una roba incredibile, guarda. Mi voleva. È permesso l'uso degli spogliatoi e delle docce, seguendo però delle direttive specifiche. La distanza, soprattutto in doccia senza mascherina, 2 metri, e poi negli spogliatoi non si possono lasciare i propri vestiti, gli indumenti, vanno tutti messi dentro la borsa e portata in piano vasca. Le superfici che si toccano vanno disinfettate e pulite. Noi abbiamo messo a disposizione la carta e l'alcol per tenere sempre disinfettate tutte le panche. Gli ingressi negli spogliatoi dovranno essere contingentati, non è permesso l'uso di asciugacapelli. Da Preganzola a Quinto, altre voci, altri sorrisi, altri tuffi. Aspettavamo questo momento da almeno 8 mesi, credo, non ho ancora fatto il conto, però sì, sono quasi 8 mesi e sono qui con il mio allenatore e sto aspettando di vedere la mia prestazione come sarà. La zona bianca ha portato alla riapertura anticipata delle piscine all'interno e gli appassionati del nuoto fin da subito hanno approfittato per tornare in vasca. Quanto è bello tornare in acqua! Bellissimo, bellissimo! Era ora! Però manca fiato. Fa proprio piacere. Era tempo che aspettavamo che aprissero perché sta proprio bene. Nonostante giugno solitamente non sia periodo di iscrizioni, quest'anno dopo tanti mesi di chiusura chi ama l'acqua non rinuncia all'appuntamento. Dopo quasi 8 mesi di chiusura possiamo finalmente partire e abbiamo riaperto tutto quanto, tutti i corsi a pieno, anche perché la voglia di tornare è tanta. Il telefono continua a squillare di gente che ha proprio voglia, perché alla fine la piscina, il nuoto a livello fisico, anche per qualsiasi problema, fa sempre bene. Entusiasmo tra gli abbonati. Finalmente si ricomincia un po' di movimento. È proprio bello perché mi mancava il contatto con l'acqua e riprendere a nuotare e fare un po' di movimento. In questi mesi abbiamo un po' sofferto. Quindi insomma appena riaperto vi siete più andati in acqua? Subito pronti e via, si riparte. Ciao. Ripartiremo dalla cronaca subito dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta, sarà eseguita domani l'autopsia sui corpi di Bruna Mariotto e Lino Baseotto, nuora e suocero, morti mercoledì scorso a Spresiano quando al culmine dell'ennesima lite il pensionato 81enne ha caricato il fucile facendo fuoco sulla cinquantenne davanti agli occhi della nipotina di appena 13 anni. Il pubblico ministero Daniela Brunetti ha disposto l'esame autoptico che sarà svolto dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di scoprire che Baseotto aveva nella canna del fucile anche un altro colpo e in tasca dei pantaloni 4 ulteriori cartucce, segno che era pronto a tutto, forse anche a colpire chi avesse tentato di impedirgli di uccidere la donna, solo poi si è tolto la vita. Domani dunque l'esito importante di questo esame autoptico. Stamani invece a Villorba il sopralluogo dei vigili del fuoco dopo l'incendio in azienda di ieri. Nessuno si è fatto male, nessuno oltretutto perde il posto di lavoro. Ecco, questo era un altro aspetto che per il personale che lavora qua, sono 60 persone,
sarebbe stato un bel problema. Il giorno dopo l'incendio, la Coventia di via Fratelli Rosselli a Villorba si prepara a riaprire. Il fuoco divampato ieri mattina ha danneggiato la parte centrale del capannone, che non è però vitale per l'attività dell'azienda chimica. Sostanzialmente oggi abbiamo aspettato il sopralluogo ulteriore dei vigili del fuoco per capire la causa che possa aver innescato l'incendio e dopodiché procederemo a pulire l'interno, in quanto adesso l'esterno è già stato pulito ieri sera senza problemi, e per poter ripartire con l'attività, per cui spero che nell'arco di un paio di giorni possiamo effettuare il ripristino totale e completo. Accertamenti in corso dunque per stabilire se sia stato davvero un cortocircuito partito da un computer e una stampante a provocare il rogo. Il danno potrà oscillare tra i 300 e i 500 mila euro totali per il ripristino del tetto, per la messa in opera, per tutto quello che è accessorio. Diciamo che il danno è assolutamente contenuto, perché per fortuna dove è innescato era una zona di magazzino, la parte produttiva è completamente intatta, l'altro magazzino è intatto, gli uffici sono intatti, cioè è stato proprio in quel punto centrale che è anche difficile capire il perché. Incendio che ha destato grande preoccupazione nelle prime ore sul fronte dell'inquinamento dell'aria. Ieri in prossimità della ditta l'ARPAV aveva effettuato 5 campionamenti. Gli esiti dei primi 4, effettuati a ridosso delle operazioni di spegnimento, avevano evidenziato la presenza di alcuni composti come etanolo, acetone, metanolo in concentrazioni comunque inferiori ai limiti di esposizione in ambienti di lavoro. Gli esiti dell'ultimo campione di aria effettuato poi nel pomeriggio, ha comunicato l'ARPAV oggi, non evidenziano criticità ambientali. Quanto alle acque di spegnimento dell'incendio, sono state quasi completamente raccolte in una vasca tenuta all'interno dell'azienda e sono in corso le operazioni di smaltimento. Una piccola parte però, in cui sono presenti alte concentrazioni di sostanze chimiche, è fuoriuscita nel fossato stradale di via Rosselli, al momento in secca. L'azienda si farà ora carico dei costi di bonifica del tratto interessato. 2 incidenti stradali verificatisi questa mattina nella Marca a poca distanza di tempo l'uno dall'altro, alle 5:35 lungo l'autostrada A27, quindi all'alba nei pressi dell'uscita di Treviso Sud. L'auto condotta da un 52enne di Porcia si è ribaltata sulla carreggiata in direzione Venezia. Sul posto i vigili del fuoco e SUEM 118 che hanno soccorso l'automobilista in condizioni che non sono state giudicate gravi. Un'ora dopo, alle 6:30 lungo il Minaret tra Conegliano e Vittorio Veneto, a perdere il controllo della sua vettura è stato invece un 34enne di Vittorio, estratto dall'abitacolo dai pompieri e trasportato in ospedale con l'ambulanza, è sempre rimasto cosciente. Indagini in corso da parte della polizia stradale. E poi la conta dei danni, e adesso torniamo a Quinto dopo la bomba d'acqua di ieri. È iniziato tutto d'un tratto, si è alzata, io ho anche una piccola sbarra ma è andata sopra di 40 centimetri. Danni, le porte, e casse dello stereo, un paio di divani. Il giorno dopo la bomba d'acqua a Quinto si spazza e si asciuga per ripulire garage scantinati e taverne. Pioggia fortissima, vento e grandine hanno allagato mezzo paese, trasformando in torrenti alcune vie. Ciardi, Matteotti, Volta, Aliende, Fratelli Bandiera, Trieste e Meucci, quelle maggiormente interessate. Nel giardino della biblioteca comunale la bufera ha sradicato un grande albero che ha spaccato la recinzione piombando sul marciapiede. Fortunatamente non c'era nessuno. I danni maggiori comunque sono soprattutto dovuti all'acqua. Mezzo metro di acqua su tutti i garaggi e quindi niente, non ci sono i scoli, non so, di là c'erano i vigili del fuoco, c'era un metro di acqua sulla villetta lì, anche questa casa, il condominio qui, tutti allagati, tutti allagati. E si è allagato tutto lo scantinato, sembrava una piscina, è scesa tutta l'acqua dalla rampa e non siamo riusciti a bloccarla, il problema era il tombino che era... Da noi non ha fatto grossissimi danni, comunque 5 cm di acqua, forse qualcosina in più sono entrate, insomma. Avevamo i pozzetti che anziché scolare l'acqua veniva su dal pozzetto, qua era tutto un lago. I residenti puntano il dito contro la mancata pulizia di caditoi e fossati che non avrebbe consentito il deflusso dell'acqua. L'acqua defluiva, solo che con l'acqua sono arrivate anche tante foglie, tante ramaglie, perché il vento era fortissimo e quindi non è colpa delle caditoie sporche da prima. Purtroppo è stato un evento eccezionale che speriamo non si ripeta più. E adesso al Teatro Mario del Monaco con l'apertura delle audizioni dei cantanti lirici ammessi al
49esima edizione del concorso Totti dal Monte. A cantare l'aria di Taddeo nell'italiana in Algeria è il colombiano Jacobo Ochoa. Treviso, grazie al potere della cultura e della musica, torna ad ospitare numerosi artisti che per questa edizione hanno risposto in massa al bando promosso dal Teatro Stabile del Veneto e dall'amministrazione comunale per partecipare alle audizioni della 49esima edizione del concorso internazionale Totti dal Monte. 107 cantanti lirici ammessi alle audizioni, scelti dopo una fase di preselezione tra 247 candidature arrivate da 36 paesi diversi. Cosa significa per te partecipare a questo concorso? Tanto perché è l'opportunità di cantare in Italia, in questo teatro importante e anche in altri teatri, allora è molto importante per me. È un ritorno alla normalità dopo le chiusure e l'isolamento legate all'emergenza sanitaria. Il teatro sabato scorso ha spalancato le porte al pubblico per il gala lirico organizzato dall'Associazione Lirica Trevigiana e dal Panathlon International Club ed ora apre anche agli artisti. Credo che un appuntamento così importante, così storico come il concorso Totti dal Monte sia l'occasione perfetta proprio per rilanciare anche l'immagine di una città. La giuria selezionatrice, presieduta dal maestro Giorgio Benatti, è composta da Mariella De Via, Eva Maria Wieser, Roberto Scandiuzzi, Giancarlo Andretta, Federico Faggion, Luigi Puxeddu e Stefano Canazza. È molto importante effettivamente che questo concorso riparta, perché significa che si va avanti con la musica, con la cultura. La commissione valuterà durante la settimana i cantanti ammessi per poi decretare nella serata finale del 12 giugno i vincitori. Tra le novità, oltre all'elevato numero di concorrenti, anche la prova finale che per la prima volta si svolgerà con un'orchestra sinfonica ad accompagnare i finalisti. Le notizie dal Bellunese ora. E parliamo di interventi post-vaia con un passo avanti molto importante per la rinascita del bosco in Val Visdende. Le aziende sono chiamate sempre di più a avere una responsabilità nei confronti dei territori in cui operano. È imperativo che si diano da fare affinché il benessere sia diffuso e tra anche le popolazioni che vivono in questi territori. La Val Visdende ringrazia perché i suoi 180.000 metri cubi di legname abbattuti in pochi attimi dall'uragano Vaia sono stati un colpo al cuore per la popolazione di una tra le valli più rinomate d'Europa. È un altro passo avanti per la rinascita del bosco, quello di oggi. 100.000 euro sono stati donati alla regione dalla Epta Costan, che in Comelico ha fondato la sua storia nel settore della refrigerazione. Sono fondi che serviranno a piantare in 7 ettari circa 18.000 essenze distribuite in isole protette da recinzioni elettrificate per ricostituire il polmone verde di abeti rossi, larici, faggi, pino silvestre e altre latifoglie. È un segnale di vita nuova che sta venendo avanti, insomma è una rinascita. Dopo le tempeste viene il sereno, quindi adesso le operazioni di pulizia a seconda delle varie aree stanno procedendo più o meno spedite. In alcune aree impervie sarà impossibile intervenire, ma grazie all'interessamento di altre aziende nei prossimi mesi saranno messi in cantiere progetti simili a quello che in Val Visdende partirà dopo la metà di giugno. Piante centenarie, se non di più, buttate a terra come se nulla fosse. Dire solo che è rimasto un gruppo alla gola è un eufemismo. Da parte nostra ci saranno le maestranze, ci sarà il discorso poi del controllo dal punto di vista del territorio. Dopo le opere di difesa del suolo, ora l'attenzione della Regione Veneto si è spostata sugli alberi abbattuti attraverso progetti che hanno valenza sociale. Questo è uno dei tanti esempi che abbiamo in Veneto di aziende che vanno ben oltre alla semplice creazione di posti di lavoro. Loro vogliono svilupparsi in quel territorio perché sanno che se si sviluppano in quel territorio fanno crescere anche il territorio. Credo che questo sia assolutamente un aspetto positivissimo da far sviluppare e incentivare nel modo più grande possibile. A Gosaldo intanto non si ferma la mobilitazione contro la chiusura della caserma dei Carabinieri. Oggi tutti noi siamo Gosaldo. Sappiamo come funziona. Ora si toglie un servizio in un comune e domani se ne toglierà un altro nel territorio vicino. Questo non va bene perché la montagna per vivere ha bisogno di servizi e di presidi.
È accurata la richiesta di mantenere in vita la caserma dei Carabinieri di Gosaldo, di cui si parla da settimane e attorno alla quale in paese è sorto pure un comitato. Se quel presidio dovesse chiudere, sul territorio resterebbe un solo agente di polizia locale a servizio anche per i comuni di Rivamonte e di Voltago. La popolazione allarmata ha organizzato una raccolta di firme cartacea online e in comune sono arrivate mail a sostegno della battaglia anche da parte dei proprietari di seconde case. Quasi 1000 sottoscrizioni in tutto a fronte di un paesino di circa 520 persone. Venerdì a Palazzo dei Rettori il senatore Paolo Saviano ha accompagnato una delegazione dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano D'Azzanche. Si parla tanto di attenzione alle terre alte. Ecco, questo è il momento di dimostrare quanto ci si tiene a mantenere le zone più difficili della nostra Italia abitate e a misura d'uomo. Nel progetto la caserma di Gosaldo dovrebbe essere accorpata a quella di Agordo di Cencenighe e in paese potrebbe restare un presidio mobile, troppo poco per una località di montagna che teme per la propria sicurezza e chiede dignità e rispetto per la propria condizione di disagio. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento di Ring questa sera alle 21:15, ospiti del vice direttore Ferdinando Avarino, ci saranno Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale della Lega, Vanessa Camani del Partito Democratico, Renzo Fogliata, presidente di Veneti.net, e poi ci sarà anche un focus sulla tremenda vicenda dell'omicidio-suicidio a Spresiano con il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. Ci sarà anche il nostro Christian Arboit che ha seguito in questi giorni l'omicidio-suicidio e tutto quello che appunto il contorno drammatico di questa vicenda che abbiamo visto vedrà domani anche importanti novità dall'autopsia. Tutto questo a partire dalle 21:15, vi lascio al meteo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Graduale aumento della pressione atmosferica, anche se almeno fino a giovedì la circolazione non diventerà nettamente anticiclonica. Vediamo intanto il dettaglio di martedì 8 giugno. Sul Veneto giornata in gran parte soleggiata, avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sarà probabile poi sui monti, sulle aree pedemontane e anche sulle zone limitrofe qualche locale pioggia, ma si tratterà di piovaschi limitati alle ore pomeridiane. Venti a tratti moderati da direzioni variabili. Le temperature subiranno contenute variazioni, minime tra 14 e 19 gradi, valori massimi invece tra i 24 e i 29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sole prevalente, qualche addensamento e locali acquazzoni sui rilievi nel corso del pomeriggio. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, bel tempo al mattino, poi una spiccata instabilità con precipitazioni anche piuttosto diffuse. Temperature minime intorno ai 15-17 gradi, massime infine sui 27 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.